Notte di intenso lavoro nel maxi cantiere per la realizzazione del nuovo cavalcavia davanti al Parco Scientifico Vega. Gli operai hanno dapprima issato e poi posizionato al millimetro un enorme concio in acciaio lungo 55 metri e pesante oltre 170 tonnellate. Abbiamo utilizzato una autoglu di 500 tonnellate per il varo del pezzo ruotato di 180 gradi. Abbiamo contemporaneamente interrotto la linea ferroviaria e ringraziamo le ferrovie dello Stato. Abbiamo interrotto anche la statale 11 di collegamento Venezia-Mestre. Presente alla posa anche l'assessore comunale Venturini che ha seguito i lavori. Una fase molto importante, la più importante di questo grande cantiere, che nel prossimo periodo, una volta concluso, consentirà di riordinare completamente la viabilità, rendere molto più facile transitare dall'area del Vega all'area di Mestre e collegare molto meglio Marghera con Venezia. Quindi una grande operazione, una grande opera, una maxi opera che consentirà finalmente di ridisegnare la viabilità di Porto Marghera. Tutto si è svolto perfettamente grazie alla professionalità degli operatori. Il cantiere lo durerà ancora per un po', ma si è riusciti a realizzare una maxi opera straordinaria, limitando al massimo i disagi per la cittadinanza e per la viabilità, e quindi è davvero un'opera di incastro perfetta in tutta questa fase.